Perquisizioni congiunte negli uffici di Girgenti Acque della Idortecne, che è una SRL di proprietà dell'azienda che gestisce le risorse idriche in buona parte del territorio agrigentino. Ad operare sono stati i Carabinieri e Guardia di Finanza dei rispettivi comandi provinciali su delega della Procura della Repubblica di Agrigento. Avrebbero acquisito documenti contabili e incartamenti di vario genere, ma anche personal computer. Sottoposte a perquisizione anche le abitazioni degli indagati, che sarebbero almeno 4, con ruoli e responsabilità all'interno delle due strutture finite nel mirino degli inquirenti. Fra i numerosi capi di imputazione contestati, l'associazione a delinquere, la corruzione, il falso in bilancio e l'inquinamento ambientale. I provvedimenti sono a firma del procuratore della Repubblica Luigi Patronaggio e del pool composto dai PM Salvatore Vella, Alessandra Russo e Paola Vetro. E attraverso una nota Girgenti Acque manifesta massima fiducia negli organi inquirenti e confida sulla celerità delle verifiche e degli accertamenti ritenuti necessari che possano diradare ogni ombra sulla gestione della società. La dirigenza della Girgenti Acque si dice serena, in quanto ritiene, si sottolinea ancora nella nota, di aver agito sempre in buona fede e nel rispetto della legge in un settore alquanto complesso. E intanto Girgenti Acque e Consorzio Tre Sorgenti hanno riscontrato in contrada Pietranera, nel comune di San Biagio Platani, una copiosa perdita idrica lungo l'acquedotto Tre Sorgenti. Il guasto ha provocato la sospensione della fornitura ai comuni di Grottera, Calmuto, Castrofilippo, Naro e Ravanusa e parzialmente a Campobello di Licata, in parte approvvigionato dalla società di sovrambito Siciliacque. Girgenti Acque ha fatto sapere che effettuerà le riparazioni in via sostitutiva e, per attenuare i disagi, garantirà oggi la presenza di un'autobotte a servizio degli utenti destinatari del disservizio.